Sono contenta di essere stata creduta, ma non certo soddisfatta, perché quel che è accaduto non si può cancellare, non si può più tornare indietro. Commenta così la sentenza di condanna del primo dei suoi 7 stupratori, Asia, la ragazza di 19 anni, vittima della violenza di gruppo del 7 luglio scorso a Palermo. Sono parole pronunciate a caldo le sue, pronunciate qualche ora dopo la sentenza. A fine mattina, infatti, il GUP Maria Pino del Tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico minorenne imputato per questa vicenda. Il processo si celebrava con il rito abbreviato, il PM aveva chiesto 8 anni. Non odio nessuno, ha aggiunto Asia, in fondo sono solo ragazzi come me. La decisione del GUP serve a ristabilire la verità, commenta invece l'avvocato difensore della ragazza, dopo tutte le false notizie e le infamità nei confronti della vittima di questo stupro che qualcuno ha cercato di far passare come un rapporto consensuale, dice l'avvocato Carla Garofalo. Per la medesima violenza sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao, che in questo momento sono in carcere. Anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato in un processo che inizierà invece ad aprile. Il minorenne condannato oggi era stato arrestato invece ad agosto. All'inizio era stato affidato a una comunità, ma successivamente era stato nuovamente rinchiuso a Malaspina dopo aver pubblicato sui social commenti e video in cui quasi rivendicava gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la 19enne non era consenziente. Ci vuole i morti, vuoi capire o no? Ci vuole la guerra e non si sa sapere spazio, non si sa sapere la sede d'Austria, perché chiaro tuo paese ci vuole i morti, perché un accade è libero. Volevano i morti e la guerra, così il clan della borgata Costola dei Bottaro Attanasio voleva conquistare Siracusa, ma il disegno criminale è stato bloccato dalla polizia. 4 gli arresti, associazione mafiosa e porto illegale di armi, reati contestati. Era questa la regola che seguivano. Per dettare la loro legge, quella mafiosa, dovevano dare l'esempio anche con le armi. Caro mio, ora sai che non ha battuto, che non ha celato, a 44 Smith. Ma io una 9, una 6, ma visto sì, e tu che sei da sabbare? Gestivano traffico di droga ma anche bische clandestine. Quando qualcuno doveva saldare un debito ricorrevano alle maniere forti. Un mese fa avevano preso a colpi di pistola la finestra dell'abitazione di un uomo. Non si erano fatti intimorire nemmeno dalla luce accesa. Gli investigatori della mobile, coordinati dalla DDA di Catania, hanno trovato e sequestrato armi, droga e giubbotti antiproiettile. Parte del materiale era nascosta a casa di 2 uomini vicini al sodalizio, anche loro finiti in carcere. Azzerato da arresti ed inchieste, il clan Sangheni incassa un altro duro colpo, forse quello definitivo. La ruspa che vedete demolisce le stalle abusive incontrata a Dagala Longa a Randazzo, comune sciolto per mafia dove lo Stato ottiene una simbolica vittoria, anche se per ottenerla ha dovuto attendere ben 35 anni. In questo terreno e in questi manufatti, oggi fatiscenti, sono state nascoste armi e chissà che non siano state quelle che hanno ucciso Antonio, Pietro e Vincenzo Spartà, rispettivamente padre e fratelli di Rita Spartà, la donna coraggio che più volte ha denunciato Cosa Nostra. La pioggia non ferma i mezzi meccanici che abbattono 2 vecchi manufatti, rispettivamente di 150 e 300 metri quadrati, in un'azione congiunta effettuata da carabinieri, polizia, vigili urbani di Randazzo e coordinata dalla questura di Catania, presente il vicequestore Paolo Leone. C'è tanta voglia di legalità e soprattutto la volontà di recuperare il terreno perduto, visto che lungaggini giudiziarie e burocratiche si trascinano dal 1989, quando per la prima volta vennero sequestrate le stalle appartenenti ai Sangheni. Sul posto i commissari prefettizi Isabella Giusto ed Alfonsa Caliò, in rappresentanza del comune di Randazzo, sciolto per infiltrazioni mafiose il 25 gennaio scorso. Lo Stato c'è, assolutamente presente, questo era un problema che è stato evidenziato in maniera, come avete potuto anche leggere negli atti che sono stati pubblicati nella relazione di scioglimento. Questo era un abusivismo che andava assolutamente demolito. In questa stalla c'erano anche delle armi e comunque si dà il colpo definitivo al clan Sangheni. Speriamo di sì, certo, è un momento importante, per la comunità tutta. Colpo su colpo cadono travi e mattoni e contestualmente si sgretola il potere dei Sangheni affiliati al clan Laudani di Catania.
Tempi duri per Cosa Nostra, la mafia palermitana padrona del territorio ha incassato 3 duri colpi in 48 ore, 3 diverse operazioni di polizia e carabinieri hanno inferto perdite significative alle cosche, da Palermo, mandamento di Portanuova, a Palermo, mandamento Centro Reto, passando per la cosca di Trabia e Caccamo. 3 operazioni che potrebbero segnare punti a favore dello Stato, ma dalle quali emergono dettagli preoccupanti, invece, sulla capacità della mafia che continua a rigenerarsi, riorganizzarsi sempre, mettere in campo uomini nuovi e nuovi affari. Un segnale fortemente preoccupante viene dal quartiere Sperone, dove la cosca era già sotto indagine, ma il boss emergente di appena 37 anni è stato assassinato proprio mentre veniva intercettato. Gli arresti non erano ancora maturi, ma il blitz è scattato lo stesso per paura di ritorsioni, dell'esplodere di una vera e propria guerra fra cosche. Guerra evitata, ma operazione dimezzata, e così anche la conoscenza del territorio e degli affari di una famiglia che stava estendendo il suo controllo, imponendo il pizzo anche alle attività criminali come il gioco d'azzardo. Segnali simili in provincia, dove la cosca di Trabia Caccamo è stata decapitata per la 3ª volta in pochi anni. Una ventina di arresti, ma subito ci sono giovani pronti a riprendere in mano le fila delle estorsioni. Infine l'arresto di Giuseppe Auteri, reggente di Portanuova, che era ricercato dal 2021. Sfuggito all'operazione Vento, continuava a nascondersi in Bellavista, in centro, a Palermo. Uvassoiu, come veniva chiamato, era pronto con le portate per tutti i gusti criminali. Non ha opposto resistenza all'arresto, ma era armato, segno che il suo controllo del territorio non è certo stabile, non è assoluto. I grandi boss del passato non avevano bisogno di girare armati, al massimo mandavano qualcuno a sporcarsi le mani. Dalle parole del prete di Altavilla Milice, Don Priola, che sostiene che in paese ci siano comunque persone indemoniate, a quelle del sindaco che difende il parroco, anche se una delle omelie del prete, celebrata il 3 settembre scorso, continua a far scalpore e a suscitare polemiche. Don Priola diceva che ad Altavilla c'erano presenze demoniache, lo aveva detto prima della strage. Proseguono le indagini degli inquirenti. Intanto sulla mattanza di Altavilla oggi i RIS hanno lavorato sull'altro fronte, quello relativo alla coppia diabolica che ha partecipato agli omicidi. In queste immagini l'arrivo nell'appartamento a Sfera Cavallo di Sabrina Fina e Massimo Carendente. Cosa cercano i RIS? Domande che in questo momento non hanno una risposta. Presente anche l'avvocato di Giovanni Barreca. Secondo il legale l'uomo si sta rendendo conto gradualmente di cosa è successo. Su quello che è successo, però alla fine prevale il fatto che è stato compiuto il volere di Gesù sostanzialmente, perché lui ha agito in nome di Gesù in questa attività di purificazione della famiglia Barreca, per cui è combattuto. Da un lato si rende conto che non ha più una famiglia, ma dall'altro lato è confortato tra virgolette dal fatto che è stato raggiunto il volere di Gesù. Fermiamo la scia di sangue è lo slogan della grande mobilitazione regionale organizzata dalla CISL per dire basta alle morti bianche. Sotto la bandiera del sindacato centinaia di lavoratori, lavoratrici e dirigenti sindacali si sono riuniti davanti a tutte le prefetture dell'isola. Nel solo mese di gennaio sono state già contate 45 morti bianche, di cui 2 in Sicilia, che si colloca in zona arancione per il rischio di mortalità sul lavoro. Sit-in a Palermo, Agrigento e a Messina, dove la pioggia non ha fermato la manifestazione. Riteniamo sia indispensabile chiamare a un patto di responsabilità condivisa tutte le forze istituzionali, gli enti, la politica, ma insieme alle organizzazioni sindacali e alle imprese, per poter costruire azioni concrete, interventi chiari, precisi, a cominciare dai presidi nei luoghi di lavoro. Anche a Catania il sindacato ribadisce che servono più controlli, più ispezioni e più ispettori su tutto il territorio regionale, ma anche una formazione adeguata di lavoratori e ditte. In ogni cantiere vanno potenziati i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, va fatta un'alleanza sana e giusta col mondo della scuola per quanto riguarda la formazione, vanno formati i lavoratori, vanno fatti investimenti e va premiata quell'azienda che non ha per fortuna incidenti mortali nei propri cantieri. Nel 2023 nella provincia di Catania si sono registrati 7.000 infortuni totali e 14 infortuni mortali. Sono 45 le inchieste per infortuni sul lavoro gravi e gravissimi condotte dall'Aspetnea su delega dell'autorità giudiziaria.
Sono i nuovi zombie, barcollano sui marciapiedi. Li vediamo in queste immagini girate in America, dove l'anno scorso sono morte 110.000 persone per overdose da fentanyl. Il farmaco oppiaceo, utilizzato nella terapia del dolore, si è trasformato per una circolazione fuori controllo in una droga letale. E il pericolo corre sul mercato globalizzato delle droghe. Anche in Italia a far alzare l'allerta la circolare del Ministero della Salute, con le indicazioni per ridurre al minimo il rischio che questi farmaci escano dal circuito sanitario legale. L'allerta è arrivata il 2 febbraio e siamo tutti con gli occhi aperti. Infatti molti dei nostri ambulatori si sono procurati dei kit per poter determinare la presenza di fentanyl o di ossicodone negli esami tossicologici urinari. E sta cambiando anche il mercato delle sostanze. Le mafie internazionali, in Italia l''ndrangheta, puntano ormai da qualche anno sulle droghe sintetiche. Il principale paese produttore di oppio con cui si fa l'eroina, che è l'Afghanistan, ha ridotto del 95%, forse anche di più, la produzione. Quello che temiamo possa avvenire è la comparsa di sostanze eroino-simili sintetiche, come i fentanili e l'ossicodone, che sono farmaci. Nel frattempo di vera emergenza si parla per il crack, micidiale droga a basso costo, diffusa sempre più fra i giovani. Condiziona una ricerca di soldi, perché subito appena hai finito di farne uso, di fumarla, ti viene voglia di prenderne ancora. E anche dei comportamenti impropri, a volte aggressivi. Questo mezzo è in carica, è arrivato al 23%, ci vogliono 3 ore circa per la carica completa di un mezzo per una percorrenza di 300 km. Prosegue oggi a Catania la conversione green del parco mezzi AMTS, ad oggi il più grande in Sicilia e uno dei più grandi del sud Italia. Dopo l'acquisto dei nuovi bus elettrici arrivano le nuove infrastrutture di ricarica e le apposite pensiline. 45 colonnine di ricarica per 45 autobus che vengono ricaricati tutti insieme con un sistema fotovoltaico. Questa infrastruttura è un'infrastruttura molto importante, verrà seguita da altre 2 infrastrutture di analoga dimensione che abbiamo già appaltato e che verranno completate entro la fine dell'anno. Obiettivo prioritario: la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, grazie alla circolazione di mezzi non inquinanti ed alimentati con energia prodotta da fonti rinnovabili. Il progetto rientra nelle strategie di sviluppo urbano sostenibile, già avviata con le altre azioni del PON Metro. Un'iniziativa che pone Catania tra le prime città in Italia sull'utilizzo dei fondi comunitari legati alla mobilità sostenibile. Arriveranno nuovi autobus col PNRR, quindi diciamo una città sempre più green che naturalmente si pone ai primi posti appunto in Italia. Catania dunque da vedere anche a bordo dei nuovi mezzi, come ama fare il suo primo cittadino. Mi piace quest'idea della Catania che si volge al futuro secondo quanto sta accadendo in tutte quante le città europee. Qualcuno pensa che Catania sia emblema dell'arretratezza, forse questo accadeva nel passato. Quest'idea di oggi, questa stazione di ricarica, mostra quel domani verso cui ci vogliamo proiettare. Una pesante, rischiosa spirale da cui uscire al più presto. 2 sole vittorie nel girone di ritorno, come la Turris che occupa il quintultimo posto, quello che vale i play-out, da cui adesso bisogna guardarsi. Il Catania non può più perdere tempo ed occasioni, deve rialzarsi e farlo subito. Ne ha le potenzialità, deve solo innescare quella scintilla che in campionato sta rimanendo spenta. Adesso, per troppo tempo, e poco importa l'avversario che si ha di fronte, domani come nelle prossime partite, tutti i concetti che Lucarelli sta cercando di far comprendere alla sua squadra, non solo negli ultimi 2 giorni. Domani, ad Avellino, il Catania si troverà di fronte a una squadra che ha cancellato il tabù interno solo nell'ultima gara giocata al Partenio contro la Casertana, dopo quasi un girone di sofferenza davanti ai propri tifosi. Anche quello dei rossazzurri sembra più un blocco mentale di approccio di convinzione, piuttosto che di difficoltà create da chi ha di fronte nei 90 minuti
Non si può giustificare, altrimenti la metamorfosi di una squadra che vince in maniera netta contro la prima in classifica e poi si fa imporre soffrendo il pari dalla penultima. La condizione fisica sta incidendo, il cambio di preparazione da un allenatore all'altro, ma la rosa dei rossazzurri è talmente ampia qualitativamente e quantitativamente che non si può immaginare un calo di rendimento così pesante da parte di tutti. Anche perché la partecipazione ai play-out annullerebbe la finale di Coppa Italia e la possibilità di giocarsela partendo da una posizione privilegiata nella griglia come sarebbe se si arrivasse terzi. Un'eventualità da non dover nemmeno prendere in considerazione, ma anzi da cancellare al più presto, come con i risultati e le prestazioni già da domani, perché il tunnel sta diventando troppo stretto. Può essere la partita della definitiva svolta contro il Crotone, settima forza del torneo. Domani pomeriggio al Francoscoglio il Messina può chiudere il discorso salvezza e aprire il capitolo playoff, sfiorato nelle dichiarazioni anche da Marco Zunno, con 6 centri, secondo cannoniere giallorosso dopo Emmausso, ad un passo dalla doppia cifra. Il primo obiettivo del Messina ora è la salvezza e poi dobbiamo stare spensierati, non ci dobbiamo porre dei limiti ed è giusto sognare. Il Messina non supera il Crotone dal 2002, 4-0 al Celeste in Serie B. In città c'è entusiasmo, si prevede un buon incremento di tifosi rispetto alla media stagionale. Modica recupera Firenze che ha scontato la giornata di squalifica. Pacciardi migliora ma non è pronto. Impegni ravvicinati ma turnover ridotto. Si punta forte su questa gara, senza pensare alla prossima di Benevento contro la vice capolista. Per il Crotone periodo di crisi, 5 punti in 8 partite. In panchina si sono alternati 2 ex rosanero. Passaggio di testimone da Lamberto Zauli e Silvio Baldini, che in 2 giornate ha subito altrettante rimonte, prima a Foggia e poi in casa con il Giuliano.